per il sostegno alle famiglie, per il sostegno alle imprese, tutti i partiti, ivi compresi anche Fratelli d'Italia, che prima era all'opposizione, si sono messi a disposizione per votare un provvedimento che aiuti subito le famiglie e le imprese per le bollette, per l'energia, eccetera. Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, è solo demagogia, demagogia che sta facendo Calenda per nulla, perché Draghi in questo momento ha ancora più potere di prima, con la maggioranza parlamentare che ha, sostenuto da tutti, può fare quello che vuole, non ha nessun problema e viene sostenuto. Che non mi stia a venire a contare le storie dell'orso Calenda sull'autonomia, non c'era la volontà di fare l'autonomia. Io sono convinto che è sorta anche un po' una polemica, diciamo, in questi giorni tra noi e Fratelli d'Italia, con i quali non abbiamo mai polemica. È ovvio che possiamo avere delle priorità, crediamo tutti allo stesso progetto di Stato, possiamo avere delle priorità diverse, ma siamo sicuri che anche gli amici di Fratelli d'Italia tengono l'autonomia e la ritengono non come un'urgenza, ma come una priorità. È ovvio che in questo momento anche per noi l'emergenza sono le bollette, sono la situazione che dobbiamo stabilizzare e dopo si comincia a parlare delle riforme istituzionali. E tanto è importante il presidenzialismo, tanto quanto è importante l'autonomia, che devono essere fatti in parallelo. Prima però dobbiamo risolvere l'emergenza del paese, su questo siamo convinti tutti quanti, insomma non è che nessuno di noi è scellerato o sprovveduto.